nella piscina comunale di San Pietro in Gu nel Padovano un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato ritrovato riverso in una vasca, corsa disperata ma vana, in ospedale. Approvato il nuovo piano di sanità pubblica, i tamponi dalla mezzanotte saranno a pagamento per buona parte della popolazione. Zaia, questione di costi e sostenibilità. La delibera regionale adottata dalla Giunta fissa le categorie esentate dal pagamento e quali invece dovranno pagare, scopriamo insieme quali. Richieste di Green Pass ai dipendenti dopo le segnalazioni raccontate dall'assessore regionale Donazzan durante la nostra diretta. Anche la CGIL ribadisce: senza una legge in posizione inaccettabile. 51 anni travolto da un camion all'Alba, dramma a Susegana, indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica ancora poco chiara dell'incidente. Si è concluso il processo a carico di un 27enne accusato di aver ricattato un sacerdote dell'Alta Padovana minacciandolo di diffondere un video a luci rosse 2 anni all'estorsore. Ondata di caldo in arrivo, settimana rovente, quella che porta a Ferragosto. I centri principali del Veneto si preparano soprattutto per aiutare persone sole e anziani. Buonasera, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito in primo piano, la cronaca, tragedia nella piscina comunale di San Pietro in Gu nell'Alta Padovana. Un bimbo di 7 anni è morto dopo essere stato ritrovato riverso in una vasca. La tragedia intorno all'ora di pranzo in un caldo lunedì di agosto. Doveva essere una giornata di relax, invece un bimbo di 7 anni è morto mentre si trovava nella piscina Conca Verde di San Pietro in Gu. Il corpo del piccolo riverso in acqua è stato notato intorno alle 12:30 da una bagnina della struttura che si è subito tuffata nella vasca profonda 1,20 m. La ragazza ha portato il bambino fuori dall'acqua e lo ha rianimato anche grazie all'aiuto di un defibrillatore in attesa dell'arrivo dell'elisoccorso da Padova. Il piccolo è stato portato d'urgenza in pediatria, dove però poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare eventuali responsabilità. Non si esclude anche l'ipotesi di un malore, visto che la vasca dove è stato ritrovato il corpo non era molto profonda. La piscina intanto è stata posta sotto sequestro. Il piccolo pare si trovasse lì con i genitori, ma non ci sono testimoni del momento della tragedia. Approvato il nuovo piano di sanità pubblica, la novità principale riguarda i tamponi che dalla mezzanotte saranno a pagamento per buona parte della popolazione e vaccini, 1 milione di dosi disponibili. L'accesso diretto senza se, senza ma e senza motivazione non sarà più garantito. I fattori quali sono? Il primo è quello che il nostro sistema va in crash. La svolta arriva con lo scoccare della mezzanotte, da quando cioè entrerà in vigore il nuovo piano di sanità pubblica per il Veneto, che ridisegna ancora una volta la strategia di attacco al virus ai tempi della variante Delta e del vaccino. Il Veneto era l'unica regione in Italia a garantire l'accesso gratuito per tutti, ma da inizio agosto sono cambiati i presupposti. A dimostrarlo le code ai Covid Point di questi giorni, che hanno imposto un'accelerazione a Palazzo Balbi e quindi l'immediata esecutività della delibera di giunta. Prima il Green Pass, poi le nuove regole per il rientro dei turisti nei paesi di provenienza, Germania in primis. Impossibile garantire il test a tutti, questione di costi ma anche di personale impiegato. Vi ricordo che chi fa i tamponi non sono personale estraneo alla sanità, sono i nostri sanitari. Quindi dagli ospedali dobbiamo distogliere una massa di personale da paura che si va a sommare all'altro personale che è quello dei centri vaccinazione. Il test resta gratuito per le categorie esentate dalla vaccinazione, minori di anni 12 per esempio, o per chi deve fare visita ai propri cari. Per tutti gli altri avrà un costo in linea con le tariffe nazionali. Il commissario Figliuolo ha fatto un accordo nazionale per 8 euro dai 12 ai 17 anni a tampone e 15 euro sopra i 18 anni, con tutte le farmacie. 22 euro il costo per i turisti che devono rientrare nei paesi d'origine e per chi non è residente in Veneto. L'altra faccia della medaglia è quello delle vaccinazioni, che restano ovviamente gratuite, sulle quali anzi si vuole premere sull'acceleratore. Le dosi certo non mancano, oggi più che mai. Anche per questo si vaccinerà anche a Ferragosto. Agosto sarà un mese interessato da almeno 1 milione di vaccini disponibili. L'appello è che chi vuole vaccinarsi nella totale volontarietà, libertà, poi ognuno fa quello che vuole, si sappiano che ci sono i posti.
Non attendete settembre, ottobre, perché poi finisce che ci sarà il caos. Vaccinazione che resta non obbligatoria, sottolinea Zaia, ma che ha di certo cambiato il corso della pandemia. Oggi, se gli ospedali hanno un coefficiente di occupazione del 2%, lo si deve, piaccia o non piaccia, ai cittadini che si sono vaccinati. Deve essere chiaro questo. Io non vi so dire se all'infinito il vaccino ci darà questi risultati. Vi dico che oggi, dati alla mano, la vaccinazione ci ha permesso di non andare a riempire nuovamente gli ospedali. Punto. E la delibera regionale adottata dalla Giunta fissa le categorie esentate dal pagamento. Vediamo nel dettaglio quali sono. Si ribalta il principio generale della gratuità del tampone nel presupposto che un conto è il tracciamento necessario per monitorare il virus, un altro è la corsa per ottenere il Green Pass, magari per questioni di svago o di vacanza. Da qui gli elenchi puntuali predisposti dalla Regione del Veneto e allegati alla delibera del nuovo piano di sanità pubblica. I tamponi saranno sempre gratuiti per i soggetti esclusi dalla campagna di vaccinazione, come i minori di 12 anni o esenti sulla base di certificazione medica. Lo stesso per i soggetti che presentano sintomi sospetti in base alle indicazioni del medico, per chi accede al pronto soccorso e per i ricoveri programmati. Tampone gratis anche per i soggetti positivi, quelli posti in quarantena e i contatti individuati dal SISP come a basso rischio. Non dovranno pagare gli operatori delle strutture sanitarie e delle RSA, così come gli ospiti e i loro visitatori, che però dovranno presentare evidenza documentale della prenotazione. Esentati dal pagamento gli operatori della disabilità, familiari di disabili e caregiver, così come i minori e gli operatori dei servizi ricreativi ed educativi nel caso in cui sia individuato un positivo. A seconda delle indicazioni, tamponi gratis in specifici contesti di interesse epidemiologico come mense popolari o centri di accoglienza. Chi resta fuori da queste categorie dovrà mettere mano al portafogli. Vale per chi deve muoversi per motivi di turismo, compresi gli stranieri che ritornano in patria a seconda delle norme del paese di provenienza. Il caso più eclatante è quello della Germania: 400.000 i tedeschi che da qui a fine agosto popoleranno le nostre spiagge. Tampone a pagamento più in generale per i soggetti che lo fanno per motivi personali, formula che abbraccia un range ampio di finalità, compreso l'ottenimento del Green Pass per accedere ad attività e servizi. A pagamento anche i test effettuati per motivi di lavoro e per la partecipazione alle cosiddette attività ricreative e di socializzazione, dagli eventi alle manifestazioni sportive. Ogni ULSS sta predisponendo almeno un Covid Point dotato di POS. Green Pass in azienda in attesa di decisioni del governo attese per settembre. L'ipotesi infiamma il dibattito e allora nel nostro sondaggio di questa sera noi vi chiediamo: Green Pass in azienda è giusto? Se siete d'accordo dovete comporre, lo vedete, lo 0422 16 26 691. Se invece non siete d'accordo, lo 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio lo potrete conoscere nel corso al termine del nostro telegiornale di Treviso. Richieste di Green Pass dai datori di lavoro ai dipendenti, dunque continuiamo a parlare di questo argomento dopo quanto raccontato dall'assessore regionale Elena Donazzan ieri durante la nostra diretta. Anche la CGIL ribadisce: senza una legge l'imposizione è inaccettabile. Ci sono delle aziende che stanno mandando delle lettere dove dicono ai propri collaboratori: dopo le ferie non tornate a lavorare se non avete il Green Pass, o meglio, in qualche caso, se non vi siete vaccinati. C'è scritto così, ovviamente mi vengono riferite come assessore al lavoro, ce n'è più di una, ma insomma non farò nomi perché la situazione è abbastanza complessa e delicata, ma sappiate che è così. Le parole dell'assessore regionale al lavoro nella nostra diretta di ieri e lo scenario di uno scontro sociale all'orizzonte. Se l'obbligo vaccinale esiste per sanitari e da pochi giorni anche per docenti e personale scolastico, manca una decisione su dipendenti di aziende e fabbriche. Per questo, richieste come quelle raccontate a Donazzan non sono possibili. I sindacati confermano che segnalazioni di questo tipo sono già a loro conoscenza e il commento è chiaro. Al momento questa richiesta è impossibile, è inaccettabile. Il governo ha il compito e anche la responsabilità di decidere se deve essere obbligatorio il vaccino o meno. Anche dalla regione arriva una richiesta di chiarezza.
Credo che dovrò parlarne con le associazioni di categoria, perché se è un indirizzo che danno le associazioni di categoria, allora è il caso che lo dicano. Se è una libera, scelta della singola impresa, è un altro aspetto. Io sono abbastanza preoccupata da questo tipo di conflitto sociale che si sta generando. Resta il nodo la necessità di un maggior numero possibile di vaccinati per ripartire in sicurezza, da coniugare con la tutela dei posti di lavoro. Per la CGIL l'unica vera arma resta la sensibilizzazione, in attesa di decisioni che solo la politica può prendere. Al di là che sia utile, anzi importantissimo fare il vaccino per mettersi in sicurezza e per mettere in sicurezza le persone più deboli e più fragili, ci sono compiti specifici del governo e del Parlamento, che è quello di fare le leggi, e i rimanenti cittadini le devono applicare, siano datori di lavoro o lavoratori. E continuiamo a parlare di Green Pass. Non si prospettano facili controlli del rispetto dell'obbligo di possederlo in determinati ambienti, perché c'è di fatto un vuoto normativo che impedisce alle forze dell'ordine di svolgere le opportune verifiche. Bisogna fare chiarezza e solo con la chiarezza poi potremo fare dei controlli ben precisi. Esiste in questo momento un vuoto normativo sul fronte dei controlli in materia di Green Pass, di fatto demandati ai soli ristoratori, titolari di palestre e piscine, gestori di cinema e teatri, perché le forze dell'ordine non hanno ad oggi strumenti effettivi per verificare se qualcuno fa il furbo. La conferma arriva dalle parole del comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. La norma ha ancora dei lati grigi, non dico oscuri, ma applicativi molto, molto difficili. Ad esempio non è obbligatorio, da quello che è previsto dal DPCM del 17 giugno, che l'esercente faccia l'identificazione del cliente, ma chieda solo il Green Pass. Quindi bisogna capire effettivamente come effettuare i controlli. Quindi anche da parte nostra abbiamo chiesto alla prefettura, tramite il Ministero degli Interni, che ci siano delle direttive ben precise. Un tema sul quale è intervenuta oggi Luciana Lamorgese, Ministro dell'Interno, che non ha escluso controlli a campione nei locali insieme alla Polizia Amministrativa, ma ha anche sottolineato come saranno i titolari a dover provvedere, anche se non potranno chiedere la carta d'identità ai clienti. Non si può pensare, ha spiegato Lamorgese, che l'attività di controllo venga svolta dalle forze di polizia. Significherebbe distoglierle dal loro compito prioritario, che è garantire la sicurezza. E a questo proposito ha annunciato che è in via di preparazione un'apposita circolare che dovrebbe fornire un quadro più chiaro per tutti, per fare in modo che il sistema del Green Pass non naufraghi sull'impossibilità di verificarne la corretta applicazione. Tensione domenica in centro a Vicenza, gruppo di No Green Pass insulta e minaccia la titolare e i clienti di un bar del centro. Il turista è forse quello più civile ed educato, che rispetta le regole del loro paese e del nostro paese. Arrivano sulla porta e ti presentano il Green Pass, se hanno il Green Pass, oppure una tessera sanitaria con scritte le vaccinazioni e il documento in mano. Qua in Italia sento tante discriminazioni, arrabbiature, insulti. Il Green Pass divide, accende gli animi e fa oltrepassare la linea di confine del vivere civile, arrivando alle minacce e agli insulti di chi non si vuole adeguare, i cosiddetti No Green Pass. È quello che è accaduto domenica proprio a Sonia Scussolin, gestore di un bar in centro storico. Un gruppetto, prima di 5 poi 10 ed infine arrivato ad una quindicina di persone, a più riprese si è presentato davanti al suo locale, insultandola per la sua posizione a netto favore del Green Pass, tanto da chiederlo anche per andare in bagno, anche se non sarebbe necessario. Io ho i miei clienti che vengono qua da tanti anni che mi hanno detto: però se vanno in bagno chi è che mi dice che là io non mi infetto? Visto che sei una persona che ha sempre rispettato i protocolli e noi qua ci troviamo bene, per favore cerca di controllarci anche questo. E io per i miei clienti lo faccio. No Green Pass, agguerriti e aggressivi, verbalmente pronti alla provocazione, minaccia anche i clienti vaccinati, accusandoli di far perdere il lavoro a chi non lo è. Un clima incandescente che ha visto successivamente l'intervento anche delle forze dell'ordine. Il timore è adesso per il prossimo fine settimana, quando la via sarà animata da una festa. Scontri e diverbi non mancano anche tra i clienti. Si sono un po' scornati per via del discorso dei vaccini, dei pro-vax, dei contro-vax. Aggressività che è nell'aria anche solo per il rispetto di un'ordinanza comunale. Qualche sera fa un cliente voleva a tutti i costi essere servito al banco, gli ho detto guarda no, gli ho detto c'è un'ordinanza comunale che ci impone di stare tutti seduti. Questo a un certo punto mi ha anche detto voglio vedere l'ordinanza, voglio così, voglio colà.
In 4.000 circa hanno sfilato nel corteo No Green Pass di sabato a Padova. Questa volta la manifestazione era stata autorizzata, ma sono in arrivo le multe per alcuni partecipanti Novax che non indossavano la mascherina. Almeno una decina di persone verranno multate in queste ore per il mancato uso della mascherina durante la manifestazione regionale Novax e No Green Pass che si è svolta a Padova sabato pomeriggio. Il numero di sanzioni però potrebbe essere maggiore dopo gli accertamenti che in queste ore sta facendo la questura di Padova. Circa 4.000 i partecipanti al corteo che si sono radunati in piazza Duomo sabato sera e poi hanno sfilato lungo le strade cittadine blindate per il terzo sabato consecutivo per evitare momenti di tensione e consentire l'afflusso in città di chi invece non voleva partecipare alla manifestazione. Soliti slogan come giù le mani dai bambini. Molti minorenni fatti sfilare in prima fila tra icone religiose e simboli che evocavano il nazismo. In piazza si sono viste anche svastiche disegnate nei cartelli contro gli esponenti del governo. Prima di iniziare i manifestanti hanno fatto anche un minuto di silenzio contro la scelta del governo di introdurre il Green Pass. Dopo una lunga agonia, ieri hanno ucciso in maniera definitiva la democrazia. Un attimo di raccoglimento. Siamo alla cronaca, tragedia a Susegana. Un uomo è stato travolto da un camion all'alba. La vittima è un 51enne del posto. Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente. Non ha potuto evitare l'impatto il camionista che si è visto all'improvviso di fronte a un uomo. Erano le 4:40 del mattino a Ponte della Priula. Un auto articolato stava transitando in via Mercatelli quando, all'altezza di via Cadore, è accaduta la tragedia. Un 51enne della zona residente poco distante è stato travolto dal mezzo pesante. La vittima è Gianfranco Livotto, 51enne di Susegana. L'auto articolato, condotto da un operaio di 47 anni residente a Spresiano, stava viaggiando in direzione Pieve di Soligo, una strada provinciale ad alta percorrenza con parecchio traffico, ma non a quell'ora. Saranno i carabinieri ora ad accertare la dinamica dell'incidente. La vittima stava attraversando la strada di tutta fretta. Perché a quell'ora? Lasciamo a chi di dovere fare le dovute indagini. Oggi piangiamo una persona che è deceduta tragicamente e anche un pensiero va al lavoratore, al camionista che anche in questo periodo di ferie alle 4 di mattina era già sulla strada per fare il suo lavoro, perché le tragedie sono per entrambi, per tutte e due le famiglie, penso. L'impatto è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Conegliano. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il camion è stato posto sotto sequestro. Tanti, troppi morti in questi mesi a Susegana, spiega il sindaco Vincenzo Scarpa. Speriamo che questo periodo finisca presto. Il fratello della vittima è molto conosciuto in paese perché fa parte di un gruppo di volontari che lavora ed aiuta nel territorio. Si è concluso il processo a carico di un 27enne straniero accusato di aver ricattato un sacerdote dell'Alta Padovana minacciandolo di diffondere un video a luci rosse. Sconterà 2 anni e un mese di carcere per aver ricattato un ex parroco di una parrocchia di Campo San Piero minacciandolo di diffondere un video di un presunto rapporto sessuale. La vicenda processuale si è conclusa e ora il 27enne marocchino accusato di rapina ed estorsione è stato portato nel carcere Due Palazzi di Padova. I fatti risalgono al 2020 quando il sacerdote si è rivolto ai carabinieri dopo continue richieste di soldi da parte del marocchino che aveva ospitato in canonica perché indigente. I carabinieri la scorsa estate si erano presentati all'appuntamento per la consegna del denaro e avevano bloccato lo straniero. Al processo aveva scelto di patteggiare e ora dovrà scontare la sua pena. Settimana rovente questa di Ferragosto con l'anticiclone africano che imperverserà il comune di Vicenza in aiuto di anziani e persone sole. Ricorda che è attivo lo sportello Vicenza Sicura. Settimana di Ferragosto all'insegna del caldo africano con la colonnina di mercurio anche a Vicenza destinata a crescere fino a toccare picchi di 43-45 gradi. Tra caldo e afa che tolgono il fiato sono già molti anche gli interventi del SUM a persone in difficoltà e in questa settimana centrale di agosto con gran parte delle persone in vacanza a rischio sono ancora una volta i più fragili, anziani e persone sole. L'amministrazione comunale ha da sempre attivo lo sportello Vicenza Sicura. È aperto tutti i giorni per le persone anziane, per le persone sole che sono prive
magari di una rete familiare o prive di amici, persone che hanno bisogno di un consiglio, persone che hanno bisogno di un'indicazione rispetto ai centri di aggregazione sociale per anziani che sono aperti con l'aria condizionata. Si ricorda che in questo caso è necessario essere dotati di certificato verde vaccinale, il Green Pass o tampone molecolare negativo eseguito nelle 48 ore precedenti, non solo chiamando il numero dello sportello allo 0444 22 10 20 sarà possibile attivare alcuni servizi come la spesa a domicilio piuttosto che l'assistenza domiciliare o vedersi portare a casa il pranzo. Possiamo mettere a disposizione non solo i nostri servizi sociali ma anche tutte quelle collaborazioni di vicinato che ci danno l'opportunità di dare una risposta alle esigenze anche con i nostri volontari. Un servizio, quello di Vicenza Sicura, che da giugno ad oggi ha già ricevuto 163 richieste. Ci spostiamo ora a Venezia, fenomeno record quello dell'acqua alta a Piazza San Marco in pieno agosto, acqua alta a 99 cm sul medio mare, quota storica, un picco così in questo periodo non si registrava da 150 anni. Fenomeno record quello di sabato sera che ha portato in piazza San Marco circa 20 centimetri d'acqua, fenomeno che si manifesta in autunno-inverno ma insolito in agosto. È un picco che non si registrava dal 1872. Abbiamo segnato il valore più alto di marea a Venezia e alle bocche di porto nella storia nella prima metà del mese di agosto. Fenomeno frutto dell'innalzamento del mare e la concomitanza di piccoli eventi meteorologici. I record che abbiamo toccato in questi ultimi anni erano dovuti a fenomeni meteorologici molto particolari, molto intensi. Ricordiamo 12 novembre del 2019 in cui una struttura che pare potesse definire come un ciclone similtropicale è passato sopra la laguna, oppure il 29 ottobre del 2018 tempesta Vaia, venti eccezionalmente forti, eccetera eccetera. Per cui il valore della marea a Venezia è estremamente sensibile a varie configurazioni meteorologiche o anche ai cambiamenti climatici. E proprio i cambiamenti climatici sono la base di pronostici poco incoraggianti. Più aumenta il livello del mare, meno importante è il fenomeno meteorologico perché possa investire la città, e quindi questi fenomeni che noi stiamo registrando negli ultimi anni d'estate saranno sempre più frequenti. Dopo lo stop del 2020 causa pandemia è tornato uno dei pali più famosi d'Italia, quello di Feltre. Migliaia di visitatori per un evento in tutta sicurezza. Adrian Topalli! Adrian Topalli! Adrian Topalli! Adrian Topalli per Castello dopo il 2019. Il nome del fantino vincitore scandito in Pra del Moro, gli applausi, i costumi d'epoca, il tiro alla fune, i cortei. Il Palio di Feltre è ritornato dopo lo stop causa Covid del 2020 ed è stata festa autentica per la città del Castaldi, che torna ancora alla ribalta nazionale per la gestione di un grande evento in epoca ancora di pandemia. Non era facile organizzare una manifestazione di questa portata con le restrizioni in atto, ma insomma potendo contare su una macchina e una squadra di volontari che supera le 1000 unità, siamo riusciti a far fronte anche alle normative dell'ultimo minuto e a regalare alla città il suo palio. Per la cronaca, il Castello ha vinto l'iconica Corsa dei Cavalli, ma ad aggiudicarsi il palio della ripartenza è stato il Duomo. Segno che le prime 3 gare, quelle in cui il contributo dei feltrini, della comunità feltrina è più importante, hanno il loro peso e sono risultate decisive. A vincere la sicurezza, centinaia di tamponi effettuati in quello che è stato un vero e proprio screening di massa, 500 i test, 0 i positivi. Sono stati fatti tantissimi tamponi, per ora abbiamo esiti soltanto negativi e speriamo veramente che con quello che è stato messo in campo si possa dire che la manifestazione si è chiusa, si è fatta, sarà l'unico palio che viene disputato in Italia e è stato fatto però in assoluta sicurezza. Resta l'entusiasmo per un evento ritrovato e che è nel DNA di migliaia di feltrini che sono ritornati così a sentire e rullare gli inconfondibili tamburini. Strani avvistamenti sui colli Euganei, immortalato per la seconda volta un cinghiale dalla forma atipica.
Impazza sui social network la foto di uno strano esemplare di cinghiale avvistato sui Colli Euganei. Lo scatto, fotografato da Franco Fasolato e pubblicato sulla pagina Facebook Vie Cinghiali dai Colli Euganei, ritrae un ungulato dal manto maculato, una cresta ispida e una forma più allungata e affusolata. Camminava sul bordo della strada scendendo dalla trattoria Oci verso il Monte Fasolo, senza paura della gente che lo fotografava, ha scritto l'autore della foto. L'animale potrebbe essere un incrocio tra un cinghiale ed un maiale. Nei giorni scorsi era già stato filmato dalla pattuglia delle guardie ecologiche volontarie. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Previsioni per martedì 10 agosto. Tempo in gran parte soleggiato, anche se non si escludono addensamenti sparsi sulle Alpi, che potranno sfociare in brevi rovesci tra il tardo pomeriggio e la sera, specie sui settori alto-atesini e sull'Ampezzano. In pianura cieli a tratti offuscati da nubi alti di passaggio, temperature in lieve aumento, caldo piuttosto intenso e afoso, minime tra i 17 e i 23 gradi, massime tra i 28 e 33 gradi. Venti a regime di brezza, mare poco mosso. Friuli Venezia Giulia, tempo prevalentemente soleggiato per tutta la giornata con caldo intenso, temperature stazionarie, con le minime tra i 18 e i 25 e le massime tra i 31 e i 33 gradi. Trentino Alto Adige, tempo soleggiato con temporanee velature e limitata attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde. Temperature minime sui 19 gradi, massime in lieve aumento tra i 29 e i 31. Arrivederci al prossimo aggiornamento meteo.